Genova non si piegherà, lo ha ribadito il cardinale Bagnasco dopo il crollo del ponte Morandi, iniziata la distribuzione degli alloggi agli sfollati. Anche Chiavari si conferma cittadina scelta dai turisti per il periodo di ferie. La città apprezzata per la passeggiata ai negozi, piace la navetta gratuita di collegamento tra il centro e le spiagge. La sicurezza reale delle infrastrutture passa prima di tutto dalla manutenzione e dal potenziamento dei controlli. È l'appello degli ingegneri liguri dopo il crollo del viadotto autostradale di Genova. I ragazzi dell'Anfas di Chiavari attendono la nuova casetta. La struttura quasi completata necessita di un adeguamento ad una normativa regionale nuova. La via di collegamento Rapallo-Fontanabuona è in condizioni di semi-inagibilità per gli abitanti di De Zerega, non c'è sicurezza. Moneglia investe 100.000 euro per i lavori pubblici, un intervento è in corso in località Sant'Elmo, punto di passaggio panoramico, altri previsti in varie zone della città. Ad un anno dalla scomparsa, il villaggio del ragazzo ricorda Elio Garbarino. Lunedì Santa Messa al centro di San Salvatore, serata di condivisione e commedia dialettale. Il ponte Morandi sarà demolito, si attende il piano di autostrade. Intanto il cardinale Bassetti, presidente della CEI, chiede per Genova una vicinanza operosa e senza sciacallaggio politico. L'AFA sta per esaurirsi, nel mese di agosto le temperature più alte dell'estate. La rete dei medici di famiglia ha retto bene alle emergenze dovute al caldo e al crollo del ponte di Genova. Estate a Santa Margherita Ligure, posto di lavoro per 4 ragazzi nigeriani nello stabilimento balneare La Valletta, un esempio di integrazione e accoglienza nel nostro territorio. La solidarietà ha vinto l'amichevole disputata allo stadio comunale di Chiavari, toccante l'ingresso in campo dei ragazzi dell'Anfas e dei familiari di una vittima del ponte Morandi. Al via i lavori di recupero del padiglione del tè all'interno del giardino di Villa Rocca a Chiavari. Dopo oltre 50 anni verrà restaurato lo storico edificio. Bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Sguardo ovviamente anche a Genova, alle diverse fasi dell'affrontare della problematica del crollo del ponte Morandi. Iniziamo proprio da qui il nostro TG con la voce del cardinale Bagnasco che dice Genova non si piegherà. E poi parleremo anche di turismo con la situazione a Chiavari. Vediamo i servizi. Oggi è un giorno importante per chi è rimasto senza casa dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. Prende il via infatti la consegna dei primi alloggi. Al centro civico Buranello di San Pierdarena è attivo lo sportello dove si potrà conoscere la graduatoria, stilata tenendo conto degli alloggi e della composizione del nucleo familiare, ma anche le modalità di assegnazione. Intanto Banca Carige ha avviato la sospensione delle rate dei mutui per una durata di 12 mesi e con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi e la concessione di finanziamenti a tassi calmierati per i residenti ma anche per le imprese nell'area del crollo. È un momento molto difficile e delicato per la città, ma i genovesi hanno dato in più di un'occasione grande prova di forza e di solidarietà, aspetto sottolineato dal cardinal Bagnasco nell'omelia dei funerali di Stato. Diceva i tanti perché ci hanno fatto toccare ancora una volta la fragilità della condizione umana. In queste circostanze ci rendiamo conto che siamo tutti fragili, tutti poveri interiormente, che la vita non è nelle nostre mani. E allora dobbiamo imparare tutti ad essere più umili e capaci di camminare più insieme. Genova ha la forza per andare avanti. Sicuro, non si piegherà, come ha mostrato anche in altre circostanze recenti, le alluvioni, altri eventi luttuosi, però ecco Genova, però a condizione che tutti guardiamo agli altri e cerchiamo di darci una mano, di tenerci per mano, non di darci una mano soltanto, di tenerci per mano. Potremo costruire ponti nuovi e camminare insieme. Aveva concluso così la sua riflessione l'arcivescovo di Genova. Un richiamo a costruire ponti umani, quelli che nascono dal cuore e coinvolgono i rapporti interpersonali e intersocietari. Smetterla con tutte le divisioni di parte inutili, portatrici soltanto di sapori, di odio, di contrapposizioni. Bisogna rimboccarsi le maniche e guardare al bene della società, quello concreto, e metterci tutti insieme a realizzarlo. Cosa offre Chiavari dal punto di vista turistico?
Di certo la passeggiata, che è molto lunga ed è una vita che ci veniamo e è bello camminarci. Poi le spiagge ce ne sono varie tipi, quindi mi piace per quello, ci vengo da 30 anni. Dal punto di vista, diciamo, logistico, come negozi, ma anche semplicemente alimentari? Non ci sono problemi, ce ne sono di piccoli, di grandi, nessun problema. Non è una città come Milano, però c'è tutto. Andate principalmente al mare o anche altre attività? No, noi stiamo andando per andare al mare, poi qualcosa mangiamo pure, se non è bello questo del mare. Dal punto di vista dei servizi, comunque dei commercianti? Abbastanza bene, no, abbastanza bene. Io ci vengo spesso e devo dire che è una città che offre tanto. Poi sia avere il divertimento che sulla spiaggia di là con i gonfiabili, poi farti la passeggiata in centro tranquilla al fresco, tipo come oggi che fa parecchio caldo, siamo stati un po' sotto i carruggi e diciamo che è una città a portata d'uomo, che puoi fare un po' tutto quello che c'è, anche ci sono parecchi parchi anche per i bambini, parco avventura, puoi spaziare un po', fare parecchie cose. Quando venite a Chiavari cosa fate? Solamente mare o anche altro? Sì, con i bambini piccoli la nostra vita è più da mare, sfruttiamo la giornata. La sera la viviamo poco, anche se sappiamo che ci sono tutte queste manifestazioni, tutti questi eventi che la gente apprezza positivamente, sì. Dal punto diciamo logistico dei servizi c'è tutto a Chiavari? Dal punto di vista dei servizi ultimamente ha messo anche questa navetta per le famiglie, per i ragazzi, che fa da spola nella città, che noi usiamo, sì, gratuita. La sicurezza reale delle infrastrutture passa prima di tutto dalla manutenzione e dal potenziamento dei controlli, e questa è la posizione dell'Ordine degli Ingegneri di Genova, che appunto affronta e analizza la situazione del crollo del ponte Morandi, ma anche uno allarga lo sguardo a tutte le infrastrutture viarie che attraversano la nostra regione. Sentiamo. Sostanzialmente io ritengo che il controllo ci sia. È chiaro che quello che è successo, che è assolutamente drammatico e traumatico, deve insegnarci una volta per tutte che la manutenzione di queste opere è fondamentale per garantire la sicurezza per la gente, per la vita della gente e anche per il futuro economico e sociale del nostro Paese. Quindi è un investimento, anche se dal punto di vista mediatico magari dà meno visibilità. Ecco, voi come Ordine degli Ingegneri ribadite un concetto, il tema della sicurezza reale e non burocratica. Che cosa intendete per questo? Assolutamente. Noi dobbiamo valutare esattamente quali sono le prestazioni alle quali può far fronte un edificio, una struttura, un'infrastruttura. La norma è importante, deve essere rispettata, ci mancherebbe, però non dobbiamo essere schiavi delle norme. Noi dobbiamo usare la nostra cultura ingegneristica per far sì che ci sia una sicurezza reale e di conseguenza dobbiamo avere anche gli strumenti per poter operare anche velocemente. Ecco, voi chiedete anche un cambio di passo, soprattutto di prospettiva, non fermarsi all'immediato ma guardare anche in prospettiva, anche alla durata fisica delle strutture che sono state realizzate in questi anni. Diciamo che la vita delle strutture è scelta e decisa tra committente e progettista a monte nel momento in cui viene progettata, però è possibile che la vita venga prolungata anche con degli interventi pesanti e che quindi la si manutenga invece che per 50%, per 150 anni. E non bisogna però dimenticare di fare questo. Assolutamente no, perché altrimenti, voglio dire, tutti i ragionamenti fatti vengono vanificati.
Siamo arrivati ai telegiornali di mercoledì, parleremo dell'associazione Anfas Tigullio Est. Si stanno completando i lavori per la nuova casetta, ma servono nuove risorse per adeguare la struttura ad una nuova normativa regionale in campo, e vedremo poi anche successivamente nel corso di questa edizione i politici e la Nazionale della Solidarietà per raccogliere fondi proprio per questa esigenza. Parleremo di questo, ma anche dell'appello che viene lanciato dalla Val Fontana Buona, in particolare sullo stato di degrado in cui versa la strada di collegamento tra Rapallo e appunto la Val Fontana Buona. Sentiamo. Per dimensioni non sarà più una casetta, ma lo resterà per l'intimità dei rapporti e delle relazioni personali che in essa si potranno ricreare. Per i ragazzi residenziali dell'Anfas di Chiavari, quella che si sta realizzando nei locali del santuario di Sant'Antonio sarà una dimora nuova e confortevole che sostituirà l'attuale sistemazione. Forse ci dispiacerà anche lasciarla, perché le cose che ti hanno permesso di crescere ti ci affezioni, però adesso poverina è diventata piccola e non più idonea ai bisogni dei ragazzi, e quindi è stata proprio una scelta assolutamente obbligata quello che hanno fatto le famiglie di impegnarsi in questa impresa che per noi davvero è faraonica, ecco. La struttura comprende 2 appartamenti del Dopo di Noi, uno destinato a 2 persone che già sperimentano la vita in maniera autonoma, l'altro per chi desidera provare a vivere da solo. C'è poi la vasta area residenziale con 8 camere da 2 letti, l'area mensa e ricreativa. A lavori quasi ultimati si è presentata una nuova necessità. A tutto quello che avevamo già in mezzo si è aggiunta una variante di una legge regionale per cui dobbiamo rifare 2 camere. E quindi già in un momento di difficoltà queste 2 camere aggiuntive ci creano molta tensione e molta preoccupazione. La nuova casetta per i ragazzi dell'Anfas rappresenta uno spazio dove vivere in maniera autonoma nonostante la disabilità. Per i genitori una rassicurazione sul futuro dei figli anche quando non potranno più contare sulla famiglia. Non è tragico, è un pensiero che hanno tutti i genitori che hanno un figlio così. Bisogna avere la forza di staccarsi, di pensare che il proprio figlio possa avere l'adeguata assistenza anche al di fuori della famiglia e sopportare un po' il distacco. In tutti questi anni non è mai mancato il supporto da parte del territorio, oggi più che mai necessario per completare l'opera. Le famiglie da sole chiaramente non ce la fanno e non ce la farebbero, non ce l'avrebbero fatta. È il territorio che in qualche modo ci sta manifestando la vicinanza, e davvero io credo che quando sarà finita questo sarà qualcosa creato da tutti, e forse ancora più bello, no? Perché quando sai che tutti l'hanno vissuta, ti hanno accompagnato nel percorso, ti rimane qualcosa dentro di importante, di indelebile. La strada che collega Rapallo con la Fontana Buona è in condizioni di semi-inagibilità. A dirlo le persone che la utilizzano e i residenti della piccola frazione di De Zerega. C'è chi vorrebbe chiuderla perché è troppo pericolosa, così però verrebbe meno un'importante via di collegamento. La strada, tuttavia, è in pessime condizioni. Da quanto tempo continua la situazione di questa strada? Sicuramente da almeno 12 anni, non meno. Quindi è andata via via degradandosi, anche perché non è stata chiusa a camion con portata inadatta evidentemente alle condizioni di questa strada, per cui era stata in effetti parecchi anni fa risistemata ed è durata pochissimo. Per noi che siamo a De Zerega è il tratto di strada più breve per la riviera, perché da qui a Rapallo sono 9,5 km. Da qui a Lavagna o a Chiavari ugualmente, perché 25, quindi è ovvio, ma soprattutto ci tengo a dire che questa strada serve di più a quelli che vengono dalla riviera per recarsi in valle. Il sindaco di Correglia Ligure, Elio Cuneo, precisa che il ritardo negli interventi di messa in sicurezza è dovuto ad una mancanza di risorse e non per incuria da parte dell'amministrazione. Lo sfalcio dell'erba è già stato commissionato alla ditta che abitualmente si occupa nel territorio comunale.
Già iniziato in altre zone del comune, arriverà nei prossimi giorni anche a Dezzerega. Per quanto riguarda il rifacimento dell'asfalto, l'inizio dei lavori è legato a tempi tecnici. Il sindaco auspica possa iniziare a settembre. Si tratta principalmente di pezzi d'asfalto e di qualche tratto da rifare in toto. Il finanziamento è di 30.000 euro, racimolati con un mutuo aperto il 20 di agosto. Andiamo adesso a Moneglia. Il comune investe 100.000 euro per opere pubbliche, tra cui anche un intervento in corso in località Sant'Elmo. E poi il villaggio del ragazzo, ad un anno dalla scomparsa, vuole ricordare Elio Garbarino, il falegname formatore dell'ente fondato da Don Nando Negri. Lunedì ci sarà una serata speciale in suo ricordo. Sentiamo. Proseguono i lavori di manutenzione e riqualificazione di alcune aree nel comune di Moneglia. In particolare hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della passeggiata bassa in località Sant'Elmo. Consistono sostanzialmente nel rifacimento della volta del piccolo tunnel che c'è, della sostituzione della ringhiera e del rifacimento dell'illuminazione, per ridare una immagine davvero suggestiva a questo scorcio molto particolare del nostro territorio. Un altro lavoro che, come afferma il sindaco Magro, è in fase di consegna è quello relativo alla strada pedonale di Posato. C'è una strada che dal centro, dalla località Camogelin, conduce verso Lemeglio, una strada pedonale molto trafficata, sulla quale è previsto un intervento di completamento e sostituzione della ringhiera e l'installazione di diversi punti luce a completamento di quelli già esistenti. Sempre nella zona di Lemeglio sono stati sospesi per qualche settimana, proprio in concomitanza del maggior traffico, i lavori di consolidamento della strada in corrispondenza del bivio con località Acquario, ma che riprenderanno e saranno completati nel mese di settembre. Per quanto riguarda invece la viabilità in generale, dopo gli interventi di messa in sicurezza della strada e delle gallerie avvenuti nelle settimane scorse, l'amministrazione ha affidato un incarico per uno studio di fattibilità finalizzato ad una maggiore sicurezza per una delle vie più importanti di Moneglia. L'obiettivo è quello di ripristinare il segnale di telefonia che era stato installato nei primi anni 2000 ma che era stato poi rotto sostanzialmente tranciato in diversi punti da alcuni incidenti, e poi anche fare un primo intervento per quello che riguarda l'evacuazione dei fumi sotto il profilo dell'antincendio. Questa è una strada per noi fondamentale, sulla quale abbiamo comunque una collaborazione con il comune di Sessi Levante e di Deiva, con i quali ovviamente siamo in contatto, ci siamo consultati, e questo studio di fattibilità è finalizzato proprio alla richiesta di contributo per l'effettuazione di questi lavori. È passato un anno, ma il ricordo di Elio Garbarino, falegname formatore del villaggio del ragazzo, è rimasto indelebile, quasi presente. A ricordarlo nell'anniversario della partenza per il paradiso è proprio la grande famiglia del villaggio. Siamo già a un anno che il nostro Elio Garbarino ci ha lasciati per l'eternità. È per noi giusto, doveroso, bello ricordare un amico, ricordare una persona significativa del percorso del villaggio, che ha incontrato tanti ragazzi, che è stato formatore qui nella falegnameria che abbiamo alle nostre spalle, che con la sua allegria, col suo temperamento ha incoraggiato molti ad essere positivi nella vita e a guardare con speranza un po' alle cose di tutti i giorni, anche a quelle straordinarie. Lunedì 27 agosto alle 19:45 al centro di San Salvatore sarà celebrata la messa di ricordo. Qui seguirà un momento di rinfresco per condividere i momenti trascorsi insieme. Alle 21 la compagnia Ruspanti metterà in scena la commedia dialettale Vuoi sapere chi la inventò o pesto? Un modo per evocare il carattere brioso, frizzante e simpatico di Elio. Un accostamento questo ad Elio che ci sta bene, perché lui era brioso, era frizzante, era simpatico, ci teneva alle battute. Allora il gruppo di famiglie che faceva cammino con lui ha pensato che fosse proprio questo un modo bello di ricordare la sua positività e il suo sguardo sempre un po' gioioso di fronte alle realtà della vita. E allora rinnovo l'invito, c'è posto per tutti qui al centro di San Salvatore, e che Elio dal cielo ci sorrida e ci benedica.
Ancora al centro dell'attenzione il crollo del ponte Morandi, quello che resta della struttura verrà demolito, questa è l'assicurazione del commissario straordinario per l'emergenza Giovanni Toti, si attende a giorni il piano di autostrade. Intanto dal cardinale Bassetti, presidente della CEI, arriva un invito: Genova non sia lasciata da sola, sia una vicinanza operosa e senza sciacallaggio politico. Parleremo di questo ma anche del lavoro dei medici di famiglia durante questa estate caratterizzata dal caldo ma appunto anche dall'emergenza provocata dal crollo del ponte Morandi. Faremo il punto insieme al segretario provinciale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Vediamo i servizi. L'abbattimento di quel ponte è un'opera di ingegneria che equivale quasi alla sua ricostruzione, forse per delicatezza più difficile della sua ricostruzione. Quel che resta del ponte Morandi verrà demolito, restano da capire i modi e i tempi e nei prossimi giorni sarà la società Autostrade a fornire i possibili piani per un'operazione molto delicata ma necessaria per avviare le fasi della ricostruzione. Sono ancora poche le certezze che Regione e Comune di Genova hanno in mano nella complicata gestione dell'emergenza conseguente al crollo del ponte Morandi. Aspettiamo il piano definitivo anche perché anche nel caso in cui si proceda, e non è detto che questo avvenga, a la demolizione con implosione controllata attraverso esplosivo, è evidente che ci sono varie modalità per farlo, varie modalità per suddividere questo intervento in più fasce, farlo insieme. La variabile tempo, la variabile impatto sull'area sottostante sono collegate con molte altre variabili. Mentre continuano gli accertamenti sulle pile del ponte ancora in piedi e i risultati parlano di uno stato di degrado ancora più grave di quella crollata e si avviano i lavori per una viabilità alternativa che possa alleggerire il traffico nella zona della foce della Valpolcevera, continua la messa a disposizione di alloggi per le famiglie sfollate. E in riferimento al tempo della vicinanza con le famiglie delle vittime, con gli sfollati che hanno perso casa e gli affetti, con l'intera città di Genova richiamato dall'arcivescovo di Genova Bagnasco, arriva il monito del presidente CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti, che chiede oggi sulle pagine dell'Osservatore Romano una vicinanza fattiva, operosa, intima, silenziosa e non rabbiosa, senza fomentare odi ideologici, senza atti di sciacallaggio politico e desideri di vendette. L'arcivescovo di Perugia, città della Pieve, invita anche a ricostruire ciò che è distrutto, ma anche a ricucire ciò che è sfilacciato, pacificare ciò che è nella discordia e ripensare l'Italia e in qualche misura rifarla. Per Bassetti servono una responsabilità condivisa e un impegno civile costante e duraturo nei confronti di un paese stupendo, ma estremamente fragile nel suo tessuto urbanistico, territoriale e anche quello sociale. La risposta sanitaria è stata valida e l'ondata straordinaria di caldo non ha creato una situazione emergenziale. Antonio Zampogna, segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, fa un bilancio dell'attività sanitaria dei medici generali, in merito alle criticità determinate dal caldo intenso e dalla situazione di grave emergenza, in seguito al crollo del ponte Morandi a Genova. Effettivamente abbiamo avuto delle ondate di caldo forse inaspettate, comunque direi che la risposta sanitaria c'è stata, è stata valida, i nostri anziani forse non avevano e noi stessi non eravamo preparati come è successo nel 2003 e quindi diciamo che siamo riusciti a tamponare comunque con i consigli che di solito diamo, a tamponare questa ondata e quindi anche gli eventuali effetti collaterali. Come è andata la settimana di Ferragosto anche con quello che è accaduto a Genova, quindi non solo il caldo ma c'è stata anche l'emergenza del crollo del ponte? Ma guardi, noi abbiamo cercato da subito, proprio nell'immediato, abbiamo cercato di essere presenti. Io come segretario provinciale della Fimice ho invitato i colleghi genovesi già all'1 alle 2 del pomeriggio del 14 a tenere gli studi aperti anche se prefestivo, i colleghi genovesi hanno risposto veramente in modo encomiabile e la stessa cosa, addirittura alcuni studi sono rimasti aperti anche il giorno del 15 perché abbiamo voluto così, oltre che dare un segno di vicinanza alla popolazione che è stata comunque colpita dal disastro, anche la vicinanza ai colleghi che più di noi hanno avuto un impegno al pronto soccorso e quindi abbiamo cercato in questo modo di essere presenti sul territorio per evitare accessi impropri al pronto soccorso o comunque, se non impropri, comunque con delle patologie che sicuramente abbiamo potuto risolvere direttamente nei nostri studi.
Siamo così arrivati alla giornata di sabato, parleremo di un'esperienza di accoglienza, di condivisione messa in campo a Santa Margherita Ligure, dove in uno stabilimento balneare hanno trovato lavoro per appunto questi mesi estivi 4 stranieri che sono sbarcati in Italia per cercare un futuro e hanno trovato accoglienza appunto all'interno di questo stabilimento balneare di Santa Margherita Ligure. E poi in tema di solidarietà vi racconteremo com'è andata la partita del cuore, un sorriso per l'Anfas che ha visto scendere in campo la nazionale della solidarietà, i campioni del cuore, allo stadio di Chiavari per raccogliere fondi sia per la struttura dell'Anfas Tigullio Est di Chiavari, ma anche per sostenere le famiglie e le vittime delle vittime del crollo del ponte Morandi. Vediamo i servizi. Integrazione e accoglienza sono alla base del progetto lavorativo portato avanti da una delle cooperative sociali di Genova in collaborazione con lo stabilimento balneare La Valletta di Santa Margherita Ligure, in cui vede coinvolti 4 ragazzi provenienti dalla Nigeria. I colleghi hanno subito accolto questi ragazzi e li hanno considerati colleghi a tutti gli effetti. Il lavoro è armonico, si lavorano molto bene insieme. Devo dire che forse è nata anche un'amicizia e i clienti invece l'accoglienza è stata buonissima, soprattutto per il ragazzo che lavora sulla spiaggia, lo adorano, gioca con i bambini, si trovano tutti molto bene. Quindi qual è il senso, diciamo, di questo progetto di avviamento al lavoro? Il senso è dare un'opportunità a questi ragazzi e vedere se dimostrano di essere veramente delle persone valide che hanno voglia di integrarsi, cosa che noi abbiamo avuto la fortuna di avere. Abbiamo incontrato Daniel Moody, giovane nigeriano arrivato in Italia qualche anno fa. Daniel ci tiene molto a raccontare la storia del suo viaggio verso il nostro paese, significativa, come afferma lui, per conoscerlo meglio. Com'è stato il tuo viaggio dalla Nigeria all'Italia? Da Nigeria fino all'Italia viaggio pericoloso, viaggio per le persone che sono fortunate arriva in Italia. Più pericoloso di viaggio è deserto, vita in Libia, anche in Mediterraneo. Attualmente lavora come cuoco nella cucina dello stabilimento balneare e ritiene di essere molto fortunato ad essere finalmente in Italia. Cosa si prova? Cosa hai provato durante il viaggio? Quali sono state le tue emozioni? Alla fine sono in Italia contento. La vita in Libia è qualcosa che non è voglio esperienza più. Fratelli d'Italia. Una serata dalle tinte forti come il verde dell'erba del comunale, il colore dorato della luna, il giallo e l'azzurro delle magliette indossate per solidarietà. La partita amichevole disputata a Chiavari tra la nazionale italiana della solidarietà e i campioni del cuore ha mosso soprattutto le emozioni. Quelle dei tifosi che hanno potuto ammirare vecchie glorie della Serie A, così come calciatori improvvisati, amministratori scesi in campo non per vincere ma per sostenere. Presente tra gli altri il commissario dell'emergenza Giovanni Toti, che pur non giocando ha indossato la maglietta bianca con il ponte genovese unito da un grande cuore, quella che scenderà sui campi di Serie A nel turno di campionato. È un modo per ricordare le vittime, è un modo per stare vicino alla nostra città e alla nostra regione, un po' come stasera qua siamo vicini a tanta gente. Commovente l'ingresso allo stadio dei ragazzi dell'Anfas Tigullio Est, che hanno voluto porgere il loro saluto a tutte le squadre formate ad hoc per sostenere l'ultimazione dei lavori della loro sede. C'è stata una grande emozione quando i ragazzi sono entrati, perché è difficile che loro siano protagonisti di qualcosa di pubblico, per cui sono entrata con loro, con il cuore loro, con il cuore delle famiglie. È stato bello. Toccante la testimonianza di Michele, che ha incitato e ringraziato i presenti, al tempo stesso espresso con grande dignità e compostezza tutto il dolore di una famiglia che tra le macerie del ponte Morandi a Genova ha visto spezzarsi la vita del fratello Luigi. È arrivata tanta forza, siamo felicissimi del numero che si è raggiunto.
davvero un grazie enorme agli organizzatori, in primis e in secundis alle persone che sono arrivate. E infine la partita, finita 9-4 per la nazionale della solidarietà, ma il calcio, quello giocato per una sera, è rimasto in second'ordine. La gara, quella vera, prosegue ora attraverso 2 codici IBAN e la vicinanza che non si spegne a fine gara. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la settimana. Lo spazio adesso al nostro approfondimento che ci porterà all'interno dei giardini di Villa Rocca a Chiavari, dove dopo 50 anni si rimette mano per recuperarlo il Palazzo del Tè, che si trova proprio nel cuore del polmone verde alle spalle di Chiavari. Sono iniziati infatti i sopralluoghi propedeutici per un intervento di riqualificazione. Vedremo meglio nel prossimo servizio, al termine del quale si conclude questa edizione del TG Guardando la settimana. L'appuntamento è fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Dopo più di 50 anni si iniziano i lavori finalizzati alla ristrutturazione. Sì, questo è... intanto in questo momento stiamo facendo un primo intervento, stiamo portando a termine un primo intervento proprio di pulizia, per avere un'accessibilità all'edificio e stiamo già facendo tutta la parte quindi di rilievo dell'edificio per poter quindi concretizzare un progetto di restauro diciamo definitivo e quindi poi l'approvazione di quello esecutivo per poi procedere alle gare d'appalto per il recupero. Come state procedendo al momento? Che tipo di lavori state effettuando? Abbiamo appena appunto terminato tutta la parte di messa in sicurezza temporanea proprio per addetti ai lavori, diciamo, e però sono già iniziate anche le fasi di rilievo tridimensionale in 3D appunto di tutto l'edificio per poter avere quindi le basi su cui lavorare per stendere il progetto. Storicamente il padiglione del Tè a Villa Rocca che cos'era? Ma certamente è un edificio particolare, all'interno faceva parte del contesto del giardino, quindi un po' questo è il giardino di Palazzo Rocca, ed era proprio l'elemento più rialzato, la parte dove proprio dello svago, diciamo, di quelli che erano appunto la famiglia Rocca del primo Novecento, quindi proprio che erano appunto 50 anni se non oltre, cioè che non erano accessibili in sicurezza, diciamo. Quindi ci stiamo anche rendendo conto, adesso stiamo studiando tutte queste parti per poi quindi studiarle e per poi valutare il recupero se è possibile, dove è possibile. È un edificio che appunto non utilizzato per quello per cui era nato si è quindi degradato nel tempo, ecco, quindi noi adesso cercheremo di recuperare tutto quanto possibile, ovviamente in accordo con la soprintendenza. Dal punto di vista tecnico in che fase siamo? Il rilievo viene svolto con una strumentazione laser scanner, è una strumentazione che permette dei rilievi tridimensionali battendo dei punti in 3D. Il rilievo viene svolto poi contemporaneamente con delle fotografie che vanno poi a colorare il rilievo in automatico, quindi si è proprio un modello 3D con una nuvola di punti colorata che appare proprio come una foto, ma in realtà poi è sezionabile e si possono fare piante, sezioni, prospetti e rimane un rilievo perfettamente completo anche dal punto di vista fotografico. Con un progetto in 3D cosa permette di vedere? Si permette innanzitutto di vedere le volumetrie, di vedere sezionando gli spessori che ci possono essere dei solai, delle pareti, eccetera, eccetera, ma consente proprio di avere un modello preciso di tutto quello che è l'edificio. E il passo successivo dopo il progetto in 3D? Il passo successivo è quello poi per i progettisti di utilizzare questi dati molto precisi per andare a realizzare le piante di progetto, i computi metrici, eccetera, eccetera.